Alessandro Bonu, quanto è difficile commentare questa partita perché l'avete iniziata benissimo, diverse occasioni per sbloccarla, comunque gioco, pressione e tutto quanto, invece adesso commentate una sconfitta, 0 punti, non è facile. No, non è facile, non è facile ridurre tutto abbiamo creato, abbiamo avuto occasioni, alla prima loro hanno fatto il gol, non va più bene. È un momento difficile, siamo onesti, è così, ma siamo solo a ottobre, questo è un'altra verità. Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto palle per sbloccare la partita, non è successo, è come è successo altre volte, al primo tiro è arrivato il gol. Alessandro, è chiaro che tu dici non siamo partiti bene, però è chiaro che con una vittoria oggi sareste stati molto bene in classifica, però cosa sta mancando? Che non riuscite a fare risultati positivi, una vittoria dietro l'altra? Sì, non stiamo dando continuità, a quello che si vede in alcune parti della partita, perché oggi penso che al primo tempo se tu dici che fine partita finisce 2-0 non ci crede nessuno. Quindi ripeto, è un momento difficile da quel punto di vista. Dobbiamo essere più bravi a non mollare nei momenti di difficoltà, a restare uniti, io lo ripeto, a restare uniti nei momenti difficili da partita, dico, e fare come si è fatta a Gavoi, con lo spirito giusto, che all'inizio oggi c'era. Alessandro, cosa sta mancando rispetto all'anno scorso, anche se poi tipo 2 anni fa avete passato un periodo simile a questo? Sì, non è facile fare un confronto con l'anno scorso. Ripeto, è troppo facile dire rispetto all'anno scorso, alla prima occasione che subiamo gol. Non credo a queste cose se subisci gol, perché comunque sono arrivati in aria, sono arrivati a creare un'azione pericolosa, quindi magari manca un po' di attenzione, magari in certi momenti c'è troppa sufficienza, magari siamo convinti che la squadra questo campionato lo può fare in tutta tranquillità, ma non è così, e lo sappiamo bene perché ne parliamo nello spogliatoio. E ci sono dinamiche non facili, ma sono sicuro che uniti con lo spirito di gruppo e con la voglia di fare bene ne si viene fuori. Ripeto, siamo a ottobre. Alessandro, vedendovi dal di fuori avete dato un'ottima impressione nel primo tempo e poi quando state recuperando il risultato anche sul 2-0 c'è una squadra compatta che vuole raggiungere il risultato, ci sono tante note positive, che poi se lo riduciamo tutto al risultato capisco che non è facile, perché poi è quello che ti dà anche il morale. Ma sai, vedi, che tu mi dici non siete da fuori, si vede che c'è gioco, che siete magari una bella squadra, mi dà più fastidio, perché comunque preferirei fate schifo, il problema è quello, avere qualche punto in più. avere qualche punto in più, esatto, perché alla fine si riduce tutto a quello. La settimana poi la passi con la sconfitta sulle spalle, non è facile, però siamo giocatori esperti, ci sono tanti giocatori esperti in questa squadra. Chi vuole prendersi la responsabilità sono sicuro che lo farà e aiuterà la squadra a venire fuori. Proiettiamoci alla prossima gara, giocata a Villa Simius, è una specie di derby perché ci sono tanti ex nel Villa Simius. I vostri prossimi avversari arrivavano da un periodo non bello, oggi vincono, fanno una grande vittoria a Ossi, cambia, a volte una stagione cambia all'improvviso e magari per voi potrebbe ricambiare la prossima. Appunto, questo vuol dire che basta una partita per cambiare il corso di un campionato, per cambiare l'andamento di un campionato, ci deve dare motivazioni ancora maggiori per dire ci basta veramente una domenica fatta bene, una partita fatta bene, come è stato a voi, come era oggi all'inizio, per poter cambiare una stagione, cambiare un momento che è più negativo che altro. Guardando gli avversari che li conosci, chi temi di più, se si può dire un singolo, tra Argiolas che ha segnato, Camba che magari può trovare il gol dell'ex? No, tutti bei giocatori, però so che sono un bel gruppo, un allenatore in gamba, quindi diciamo che il fattore gruppo farà la differenza da una parte e dall'altra, perché è fondamentale in questa categoria. Grazie Alessandro, ripeto, dal di fuori si vede un'ottima Ferrini in ogni caso. Grazie, rosico ancora di più. Grazie.